Buonasera a tutti. Mi Buonasera. presento, buonasera, salve, sono Maria Luisa Rubino, Buonasera. salve, per il sistema imprese di Confartigianato, collaboro con Guido Radoani. Vi ringrazio e do il benvenuto a tutti da parte della Confederazione a questo webinar dal titolo Le tinto-lavanderie per un futuro più sostenibile, organizzato in collaborazione con la rivista De Tergo. L'incontro sarà moderato dal direttore della rivista, il dottor Marzio Nava. E prima di dare inizio al convegno, ho il piacere di passare la parola al collega della Federazione Veneto, Andrea Saviane, che ci ha supportato nell'organizzazione dell'evento. Andrea, a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Niente, questo convegno nasce perché le imprese ce l'hanno chiesto sostanzialmente, i direttivi sia in Veneto che a livello nazionale, e allora ci abbiamo brava e abbiamo fatto questa prima esperienza perché abbiamo capito che comunque il tema dell'industria 4.0 e PM sarà tema di argomento che si evolverà nei mesi, e quindi innanzitutto cerchiamo di capire un attimo come stanno le cose e dopodiché ne faremo un altro più avanti quando saranno più chiare le cose. Infatti la Confederazione, in collaborazione, grazie all'aiuto anche del dottor Nava, ha mandato decine di lettere alle imprese, perché noi abbiamo chiesto più o meno a tutte le imprese italiane, quelle più importanti almeno, che volevamo fare questo convegno, e chi si sentiva di partecipare per dire come la vedevano loro e a che punto erano. Ringrazio a questo punto il dottor Nicolini, il dottor Boccola e la dottoressa Terribile, che sono le tre imprese che ci hanno risposto, anche perché molte imprese ci seguiranno o guarderanno magari la registrazione di questo evento, perché anche loro si sentono un po' preparate e vogliono capire meglio come si evolverà questa situazione, dove si potrà investire, dove ci si potrà avere degli aiuti. Quindi grazie a questi tre relatori che ci aiuteranno a vedere il punto di vista dei produttori. Questo evento per giunta per me è propedeutico, per noi della Confartigianato è propedeutico anche all'appuntamento poi di Expo De Tergo 2022, che arriverà nel momento in cui molto probabilmente tutti i dubbi saranno dipanati, e quindi probabilmente gli artigiani, sicuramente gli artigiani del Confartigianato andranno a vedere la manifestazione per capire come evolvere, perché poi questo evento della pandemia ha decisamente fatto capire ai nostri imprenditori che insomma, bisogna fare per cambiare posizione sul mercato. E quindi insomma ecco, questo è il convegno. Ringrazio invece tutti i colleghi, a partire dai colleghi confederali, che questo evento io mi metto da parte. Ringrazio tutti e buon lavoro a tutti. Prego, dottor Nava. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito di Confartigianato e ringrazio naturalmente tutte le nostre imprese produttrici, in particolare coloro che sono presenti questa sera, per quanto riguarda Grandi Impianti, per quanto riguarda l'azienda Renzacci e per quanto riguarda Ilsa, che sono naturalmente parte dell'arcipelago delle aziende di assofornitori che sono come dire i padri della rivista De Tergo, che è lo strumento o il sistema di comunicazione del nostro ambito, settore della manutenzione tessile. Vi ringrazio moltissimo perché questo è un tema da un lato affascinante, perché mette sul piatto e sul tappeto naturalmente delle occasioni di sviluppo, di innovazione, perché ci sono molti incentivi, molte agevolazioni nelle diverse formulazioni, dai crediti d'imposta attraverso Industria 4.0, Transizione 4.0, transizione ecologica. C'è una sfumatura nominalistica dietro il quale il legislatore ha individuato precisi incentivi e quindi che vanno naturalmente conosciuti. Ecco perché ringrazio Confartigianato di questo webinar, perché
ha interpretato questo webinar come una sorta di guida operativa per individuare e per cercare di, come dire, di semplificare il ginepraio, la grande problematica che sta naturalmente dietro a queste definizioni nominalistiche. Sul piatto ci sono, come dice sulla nostra rivista, ma anche nella sintesi di questo convegno, che è appunto le tintolo-lavanderie per un futuro più sostenibile. Sul piatto ci sono 100 miliardi, un bel malloppo, di cui ad esempio transizione 4.0 è un quarto, 24-25 miliardi. Qui la questione è entrare nei particolari. Entrare nei particolari vuol dire capire come le tintolavanderie possono innovare dal punto di vista digitale, la loro organizzazione, come possono innovare dal punto di vista della transizione ecologica. E per questo naturalmente oltre ai tecnici di Confartigianato ci sono anche i nostri produttori, che sono qui, dal dottor Nicolini al dottor Boccola alla dottoressa Terribile e allo staff di Grandi Impianti. Peraltro leggevo in questi giorni che è stata come dire, rilanciata, dopo entreranno nei particolari tecnici, è stata rilanciata la nuova Sabatini, perché l'hanno rifinanziata, il 2 luglio è stata rifinanziata, ed è naturalmente un finanziamento dedicato per i beni strumentali relativo alle piccole e medie imprese, che poi siete voi artigiani, è il nostro mondo della manutenzione tessile ed è naturalmente l'ossatura economica del nostro paese, che è fondato e caratterizzato proprio sulla piccola e media impresa. Io passerei ora la parola al dottor Scaria di Confartigianato, che è responsabile nazionale dell'unità operativa ambiente ed economia, ambiente e reti, scusate, sono saltato. Se posso allora la supporto io, è il collega Gizzi. No, ma lo dico molto interviene prima di me. Cambiare occhiali, responsabile nazionale. Dottor Nava? Dottor Nava, Sì. scusi, Prima il Presidente. volevamo un saluto della Presidente Carla. Benissimo, allora passiamo la parola alla Presidente Lunardon e poi dopo passeremo la parola ai due tecnici di Confartigianato. Ci siamo? Carla, devi attivare il microfono. Ha il microfono con il mute inserito. Deve premere sul simbolo del microfono. Ancora il mute è attivo. Allora, in attesa che si sblocchi il problema tecnico della Presidente Lunardon, dottor Nava, parlerà prima il collega Daniele Gizzi e a seguire il collega Scalia. Benissimo, allora diamo la parola a Daniele Gizzi, che è responsabile nazionale unità operativa ambiente ed economia circolare di Confartigianato. È arrivata la Presidente. Diamo la Presidente con il microfono. Prego, Presidente, intervenga. Posso dare un saluto veloce? Benissimo, allora il Presidente Lunardon interviene. Grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie a nome di Confartigianato per essere presenti. Questo veramente è un importante evento. E vorrei ringraziare la rivista De Tergo, il direttore Nava, per partecipare e moderare questo evento. Grazie alle imprese che abbiamo contattato e che ora sono disponibili e grazie anche ai miei colleghi che hanno potuto collegarci. Questo effettivamente è una cosa da non sottovalutare ed è una cosa importante perché noi di Confartigianato siamo soliti ascoltare i nostri colleghi imprenditori o imprenditrici e da un po' di tempo ci hanno chiesto di approfondire il tema di come intercettare al meglio i 100 miliardi di euro del PNRR.
a disposizione sui capitoli digitalizzazione, rivoluzione verde e transizione ecologica. È indubbio che dopo la pandemia il nostro mondo si deve attrezzare per affrontare nuove sfide e operare in un mercato che è ulteriormente puntato. Sfide come queste che noi affrontiamo ogni giorno serve informarsi, partecipando ad esempio a tanti webinar che le organizzazioni di categoria organizzano, che la rivista De Tergo sta organizzando periodicamente. Serve confrontarsi con i colleghi partecipando ad esempio alle riunioni di categoria, come fa Confartigianato in tutti i territori. Serve fare investimenti accurati e ponderati perché oggi più che mai è vietato sbagliare. In particolare, da qui ai prossimi 2 anni, serve fare chiarezza su cosa prevede il dettaglio col piano transizione 4.0 o quali incentivi 4.0 finanziano le piccole imprese, specialmente noi del settore tinto-lavanderie. Nel frattempo, e mentre noi imprese ci informiamo correttamente, auspico che il governo faccia in modo che i progetti del piano siano immediatamente e facilmente accessibili all'artigianato e alle piccole imprese. Le misure del PNRR devono infatti tener conto delle micro e piccole imprese nel sostegno delle produzioni verso soluzioni green, verso la riqualificazione energetica, della messa in sicurezza del territorio, del patrimonio immobiliare nel turismo, nella cultura, come leva di generazione imprenditoriale, nell'innovazione e nelle tecnologie digitali. Altrimenti noi rischiamo di essere vani e non si va da nessuna parte. Grazie. Grazie alla Presidente Lunardon per, diciamo così, il saluto e l'introduzione anche al webinar, al dibattito. La Presidente Lunardon ha posto l'accento sui fondi. I fondi ci sono, ma come renderli operativi? Nel senso, ci sono, arriveranno, meglio. Ma come renderli operativi? Come individuare, diciamo così, gli incentivi, le agevolazioni concretamente, e da qui partiamo con la nostra guida operativa. Adesso do la parola a Daniele Gizzi, che è responsabile nazionale Unità Operativa Ambiente ed Economia Circolare di Confartigianato. Sì, grazie. Buon pomeriggio a tutti. A me è stato affidato il compito di illustrarvi le azioni che Confartigianato ha messo in campo sin dall'inizio, le azioni a livello istituzionale e le interlocuzioni che noi abbiamo avuto col governo per arrivare a quello di cui sentite parlare tantissimo, che è il PNRR italiano, il Recovery Plan italiano, che è stato approvato da Bruxelles. Quindi il mio intervento è una panoramica su quello che il nostro PNRR prevede sulla transizione ecologica, e poi vi inviterò a riflettere, perché noi in Confartigianato stiamo riflettendo su ciò che è transizione ecologica per noi. Perché voi sentite parlare di questo termine, ma è un termine abusato. Se è tutto transizione ecologica, allora niente è transizione ecologica. Che cos'è per Confartigianato e le imprese di Confartigianato la transizione ecologica? Al di là dei miliardi che sono stanziati, al di là poi di come ottenere i finanziamenti, dettaglio sul quale poi il mio collega Andrea Scalia, che ha proprio questo compito, vi illustrerà. Io vi condivido il mio schermo e la mia presentazione. Cercherò di essere molto breve perché ripeto, è un inquadramento generale della transizione ecologica e parto proprio per fare a livello di presunzione, perdonatemi, cultura, nel senso che è importante che imprese ma anche cittadini sappiano qual è stata la genesi. Il 18 febbraio del 2021 l'Unione Europea ha stanziato 75 miliardi di euro per decarbonizzare la propria economia. Lo sapete che vuol dire? È una scelta ben precisa, non è un obbligo. Nessuno obbliga l'Europa a decarbonizzare al 2050 la propria economia. È una scelta precisa ed è una strategia industriale. L'Europa vuole diventare leader di tecnologie green da esportare in tutto il mondo. E quindi al 2050
vuole fare a meno di tutti i combustibili fossili che oggi noi utilizziamo. Sono 30 anni. È una transizione che va gestita. Nel Next Generation EU l'Europa mette due paletti. Tutti i piani nazionali devono prevedere almeno il 37% delle risorse stanziate per quel paese per progetti verdi che abbiano a che vedere con la decarbonizzazione dell'economia e il 20% per la transizione digitale. Il 2 marzo 2021 il governo Conte, secondo governo Conte, ha ratificato l'accordo europeo sul Recovery Plan. Il 30 aprile del 2021, 2 mesi fa, il governo ha inviato, secondo la scadenza imposta da Bruxelles, il nostro PNRR, che si tratta di 235 miliardi scritti in 269 pagine. L'Unione Europea, molto prima del 30 giugno, la von der Leyen, l'avete vista tutti sui TG, era l'ultima settimana di giugno, con qualche giorno di anticipo ha approvato il nostro Recovery Plan, giudicandolo consono alle linee guida che l'Europa si era data sui Recovery Plan. Questa è la timeline del Recovery Plan. Ovviamente i fondi sono stanziati e devono essere investiti dal nostro paese da oggi fino al 2026. Almeno il 70% dei fondi di quei 235 miliardi noi li dobbiamo mettere in campo nei prossimi 5 anni. I 30 anni successivi, quelli che vanno dal 2027 al 2058, saranno dedicati alla restituzione dei debiti. Voi sapete che non sono 235 miliardi a fondo perduto. I soldi arriveranno solo a vari step di check che la Commissione europea ci farà. Vedete qui una dichiarazione del capo di gabinetto del commissario degli affari europei. Prima il pagamento avveniva a piedi lista, ora ci sono obiettivi intermedi e finali da superare per ottenere i finanziamenti. Le verifiche saranno continue e almeno il 70% dei fondi ho sbagliato prima, impiegarli entro il 2022. Quindi è una tabella di marcia per il nostro paese molto impegnativa. Questo è il nostro Recovery Plan, che è diviso, se avete la pazienza di leggerlo, lo potete scaricare dal sito del governo, ma questo è il nostro mestiere, leggerlo e anzi scriverlo insieme al governo è stato il nostro mestiere. E illustrarvelo. Sono 191 miliardi di euro divisi in 6 missioni e in 269 pagine. Io mi occupo d'ambiente, sono il responsabile nazionale ambiente ed economia circolare di Confartigianato e ho seguito la missione 2, la M2, la rivoluzione verde e transizione ecologica, alla quale sono assegnati circa 60 miliardi. A questi fondi, 191 miliardi di euro che vengono dalla Commissione europea, si aggiungono 30 miliardi di fondo complementare e 13 miliardi del fondo REACT-EU, che è un altro fondo europeo. Ecco perché si arriva a 235 miliardi totali. Alla transizione ecologica, la missione M2 è suddivisa in diverse voci, che sono quelle che vedete qui, per un totale di 69, circa 70 miliardi di euro, così distribuiti come vedete. E adesso andiamo a vedere qual è stata la logica di questa distribuzione di risorse. Una curiosità, magari sapete che noi facciamo parte di SME United, Small and Medium Enterprises, che è l'associazione europea delle PMI. Quindi ci siamo seduti al tavolo a Bruxelles con SME United e siamo andati a sbirciare sugli altri recovery plan. Ma che fanno gli altri paesi? Noi abbiamo dedicato, torno un attimo indietro, quei 70 miliardi rappresentano circa, sono 78 alla fine, il 41% del totale dei recovery plan. Ma ad esempio la Francia ha dedicato il 30% alle ferrovie. Cioè il 30% dei fondi della transizione ecologica sono in Francia dedicati alla cura del ferro. In Germania 12 miliardi di euro corrispondenti al 42% dei fondi stanziati per la transizione ecologica. Considerate che la Germania, noi prendiamo 191 miliardi di euro, ma la Germania, e siamo il primo paese in Europa a prendere più di tutti. La Germania prende 36 miliardi, noi 191, la Spagna 160 e così via. In Germania si punta moltissimo, il 42% dei fondi, sulla mobilità sostenibile e quindi sull'elettrificazione dei veicoli e la mobilità sostenibile. La Spagna
punta il 37% dei fondi a lei stanziati sull'agricoltura sostenibile. Se avete presente come è fatta la Spagna, al di là di Madrid, Barcellona e l'Andalusia, il resto è deserto. Il governo spagnolo punta a riportare la gente nelle campagne. In Italia la maggior parte dei fondi sono dedicati all'efficienza energetica degli edifici, al famoso super bonus 110% e alla produzione e all'utilizzo di energie rinnovabili. Questo breve sintesi dei recovery plan europei noi l'abbiamo sintetizzato in un video che è sul nostro canale YouTube. Confartigianato Impresa ha un canale YouTube dove potete andare a vedere i video, e c'è un video dedicato al confronto di come hanno declinato la transizione ecologica gli altri Stati membri. Passiamo a noi. Noi ci stiamo chiedendo che cos'è per Confartigianato la transizione ecologica, che cos'è per il nostro sistema, per le istituzioni nazionali, centrali e locali. Il governo ha ben chiaro cos'è la transizione ecologica, ma le regioni e i comuni lo hanno ben chiaro? Che cos'è per Bruxelles? Che cos'è? Noi abbiamo fatto un giro di tavolo, un confronto per una PMI tedesca, olandese, austriaca, spagnola. Che cos'è la transizione ecologica? Vede più rischi o opportunità? Quali opportunità? Vede solo miliardi che arriveranno o vede l'opportunità di cambiare il modo di pensare e di fare business? Per gli imprenditori, le imprese, i lavoratori, per noi cittadini, per il rapporto che noi abbiamo con le imprese. È chiaro che da tutto quello che sentite, il Green Deal di Confartigianato non è un progetto, è un cambiamento culturale. E come si diceva all'inizio dell'introduzione, non è un progetto ma è un tavolo permanente che si apre oggi e non si chiuderà nei prossimi anni. Noi dobbiamo cambiare un intero paese, dobbiamo cambiare un'intera mentalità di fare business. E credo che Confartigianato abbia un ruolo determinante in questo. Quali sono gli ambiti della transizione ecologica per le piccole e medie imprese? Il tema è vastissimo. Non è semplice definire un perimetro, circostanziare la transizione ecologica. Noi ci abbiamo provato e quello che vedete non è il Vangelo, è una prima idea. Ma per noi, transizione ecologica per le PMI è sintetizzata in questi 9 box. Non ve li leggo, li vedete a video, ma ognuno di questo è un mondo. Cambiamento climatico, economia circolare, mobilità sostenibile, agricoltura e allevamento sostenibile, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, sviluppo e tutela del territorio, trasferimento tecnologico e innovazione. Altro passaggio fondamentale. Voi avete visto che all'inizio della mia presentazione l'Europa ha messo 2 paletti. Il 37% dei fondi minimo deve essere dedicato alla transizione green e il 20% alla transizione digitale. Green e digitale, green and blue si dice oggi, vanno di pari passo. Quindi noi dobbiamo applicare le tecnologie digitali per la rivoluzione green. E non è un passaggio così scontato. Il 16 febbraio del 2021 noi siamo stati in audizione alla Camera dei Deputati e abbiamo presentato le nostre proposte rispetto a una prima bozza del governo Conte, una bozza di PNRR che era presente a febbraio. Noi abbiamo per ciascuno di quei 9 box che avete visto presentato diverse proposte, perché nella bozza che circolava a febbraio non erano presenti progetti. Era una bozza, ovviamente era una bozza ancora preliminare. Il governo Conte aveva appena ratificato a febbraio l'approvazione dell'adesione dell'Italia al PNRR. Quindi noi abbiamo chiesto incentivi fiscali per l'utilizzo delle fonti rinnovabili, non solo per la produzione. Noi abbiamo chiesto fiscalità premianti per le imprese circolari, delle piccole e medie imprese che avviano al recupero i propri rifiuti o che utilizzano, anziché materie prime vergini, materie prime secondarie o che utilizzano cicli produttivi con impatto zero sull'ambiente, devono essere defiscalizzate, detassate dall'IRPEF, dall'IVA, da dove volete. Troviamo un meccanismo premiante. Autoconsumo delle comunità energetiche rinnovabili, altro tema fondamentale. In Confartigianato abbiamo una responsabile energia che segue questo tema, ma le comunità energetiche sono una priorità per Confartigianato. Appalti a chilometro zero per la mobilità sostenibile, il super bonus, abbiamo chiesto, l'avete visto, chi segue il nostro sito lo può leggere, il nostro presidente Cannelli si è speso tantissimo su questo. Rendiamo strutturale il super bonus. Green communities, turismo, abbiamo fatto diverse proposte in una bozza che non era ancora avanzata, ripeto. Anche qui
sul nostro canale YouTube trovate il video integrale, sono 12 minuti della nostra audizione. Che cosa abbiamo ottenuto nel recovery plan inviato a Bruxelles? La nostra audizione è servita a qualcosa? Beh, nel testo, nelle 269 pagine, trovate quello che vi ho fatto vedere prima, lo trovate tradotto nelle pagine. Ad esempio, sono dedicati 14 miliardi di euro, forse la parte più consistente dei 15 miliardi legati all'efficienza energetica, per il super bonus al 110%, che ad oggi sarà attivo, correggetemi se sbaglio, almeno fino al 2023, se non oltre. I 15 miliardi di euro servono per prolungare, dovremmo mettere su in piedi progetti, il governo dovrà mettere per prolungare al 2026 il super bonus. Quindi incontra la nostra richiesta. Abbiamo chiesto progetti faro di economia circolare, quella famosa detassazione delle imprese circolari e virtuose. Compaiono nel PNRR. Abbiamo chiesto per il settore agroalimentare di accorciare le filiere. Vi parlavamo prima di green communities. Ci sono 140 milioni di euro per le green communities, è zero, non è niente, ma è già un segnale. Io sto andando molto veloce perché voglio lasciare spazio agli altri relatori, ma ci sarebbe molto da dire. Sulle energie rinnovabili, vi parlavo prima di autoconsumo, beh, ci sono 2 miliardi di euro dedicate alle comunità energetiche per l'autoconsumo, prima non c'erano. Sulla tutela del territorio, ecco, questo è un capitolo molto importante. Voi vi direte, ma perché me ne parli? Io ho un'impresa di tinto lavanderia, ma che mi interessa la messa in sicurezza del territorio? Il 90% delle imprese nostre operano in aree ad alto rischio di dissesto idrogeologico, in aree a rischio sismico. Mettere in sicurezza il territorio significa mettere in sicurezza le attività delle imprese. Imprese che operano in aree a forte rischio di dissesto idrogeologico hanno difficoltà di accesso al credito. Quindi è fondamentale che lo Stato investa soldi per la messa in sicurezza del territorio. Confartigianato, insieme all'Università Tor Vergata di Roma e a Fondazione PA, ha messo su un osservatorio su Recovery Plan. È online ed vi dà una notizia al giorno su Recovery Plan. Io non ve le leggo, ve le clicco, sono notizie che una al giorno, le dà se non di più. Ovviamente andiamo dall'efficienza energetica all'economia circolare, ma ci sembra uno strumento efficiente per chi di voi si vuole informare su quanti risorse, su come viene scaricato a terra tutto quello che vi ho detto fino adesso. Io non mi occupo di come scaricare a terra e accedere ai fondi, io mi occupo di ambiente, però è importante che sappiate l'esistenza di questo sito che Confartigianato contribuisce ad alimentare, dove trovate notizie giorno per giorno, qualcuna vi riguarderà direttamente, altre indirettamente sul Recovery Plan. Io vado a conclusione, scorro solo velocemente dei concetti, quei famosi 9 box che avete visto. Dietro ogni box c'è un mondo. Cambiamento climatico, che vuol dire? Vuol dire decarbonizzare la propria economia. L'Europa vuole abbattere del 55% le proprie emissioni di CO2 rispetto al 90 e vuole ridurle a zero al 2050. Ma Daniele, perché mi vieni a dire a me che ho un'impresa di quelli di lavanderia e queste cose? Che cosa posso fare io per contribuire al cambiamento climatico? Moltissimo. Moltissimo nell'approccio al business. Abbattere le emissioni di CO2 significa utilizzare fonti rinnovabili, significa utilizzare macchine a risparmio energetico, significa utilizzare prodotti e solventi che non danneggiano l'ambiente. Ognuno di noi, anche i cittadini, ma soprattutto le piccole e medie imprese, giocano un ruolo fondamentale, così come il ruolo dei territori. Bisogna pensare, e Confartigianato lo sta facendo, a quantificare gli sforzi che le imprese fanno. Le piccole e medie imprese sono sostenibili per definizione, ma non ne sanno al momento fare un valore aggiunto per il proprio business. Noi dobbiamo aiutare le imprese a comunicare la propria sostenibilità e i loro impegni verso la sostenibilità, perché questo gli darà facilità di accesso al credito. Sta avvenendo una grande polarizzazione a livello nazionale e internazionale. Anche i fondi di investimento sono molto interessati all'Italia.
Le imprese che comunicheranno e rendiconteranno la propria sostenibilità ambientale avranno accesso agevolato al credito. Quelle che non lo faranno saranno fuori da questo accesso agevolato. Quindi noi dobbiamo mettere su un sistema che oggi non esiste di rendicontazione della sostenibilità ambientale delle piccole e medie imprese. Sull'economia circolare avrei tantissimo da dirvi, però è troppo lungo il discorso. Noi siamo in prima linea su questo, come Confartigianato. L'utilizzo del risparmio di materie prime vergini deve comportare agevolazioni per le imprese e sgravi fiscali. Noi dobbiamo fare in modo che le imprese circolari che risparmiano materie prime vergini e che avviano al recupero o addirittura autorecuperano all'interno della propria attività gli scarti che producono vengano aiutate, gli venga semplificata la vita e gli vengano scalate le tasse. Sulle energie rinnovabili, ad esempio, adesso ve la butto là, ovviamente pure qua mi direte ma che c'entro io? Voi sapete che la Commissione europea punta sull'idrogeno come energia alternativa per decarbonizzare la propria economia. Ma che vuol dire? Che ruolo può avere l'Italia in Europa sulla partita idrogeno? Ve la butto là. Enel ed Eni stanno pensando come sfruttare le tubazioni del gas. Sapete che l'Italia è un hub nel Mediterraneo per il trasporto del gas che viene dalla Libia e dall'est europeo per il trasporto in tutta Europa del gas fossile. Possono essere usate quelle condutture per veicolare idrogeno? Se sì, il nostro paese che ruolo può avere in questa grandissima partita dell'idrogeno? E le piccole e medie imprese avranno impatti? Subiranno la partita dell'idrogeno o possono avere un ruolo attivo? Che impatti socio-economici avrà l'utilizzo dell'idrogeno? Avrà impatto sull'autotrasporto? Non lo sappiamo. Sono tutte domande che ci dobbiamo porre nei prossimi anni. Comunità energetiche rinnovabili, incentivi, trasferimento tecnologico. C'è tutto l'aspetto legato che noi seguiamo come Confartigianato sul territorio al permitting, alle autorizzazioni. Anche le vostre attività necessiteranno di autorizzazioni ambientali. Sulla mobilità sostenibile non mi dilungo perché pure qua mi direte ma a me che interessa, però io voglio farvi passare un concetto e poi mi taccio. Vi faccio un esempio shocking, però ve lo faccio mentre scorrono le slide. Pensate all'autoriparatore che da 2-3 generazioni lavora da 200 anni sui motori a scoppio. Gli va spiegato che da qui a 30 anni non tornerà più a casa sporco di benzina o di idrocarburi o di grasso, ma dovrà dotarsi di un camice bianco o di un iPad che si collegherà a wifi a una centralina elettronica di un'auto o elettrica o a idrogeno. Se non facciamo capire questo all'autoriparatore, l'autoriparatore non alza più la serranda. Deve cambiare mentalità, lo può fare e ci sono 1000 opportunità per farlo. E tutto il tempo, ma deve essere accompagnato in questo percorso. Vi ho fatto questo esempio dell'autoriparatore, ma potremmo farlo di qualsiasi altra categoria o settore. Noi riteniamo che la transizione ecologica sia una grande opportunità per il sistema che noi rappresentiamo. Il governo sa molto bene che pensate che sull'economia circolare sono 800, circa dal nostro ufficio studi si dice che sono circa 850.000 le imprese coinvolte nei processi di economia circolare. Di queste 560.000 sono attività artigiane. Quindi dobbiamo svolgere un ruolo prioritario sulla transizione ecologica, non la dobbiamo subire. Io mi taccio, se ci sono domande poi rimango fino alla fine per rispondere ovviamente. Grazie. Sì, alle domande, grazie Daniele Gizzi, alle domande naturalmente diamo spazio al termine. Io, che naturalmente ci ha parlato della missione. Dottor Nava, non la sentiamo. Ha inserito il mute al microfono. Ho sentito, cioè ho visto. No, volevo ringraziare Daniele Gizzi che ci ha parlato della missione 2. Darei la parola ad Andrea Scalia, che è responsabile nazionale per quanto riguarda l'innovazione, le reti e i progetti di Confartigianato e quindi ci parlerà della missione 1. Grazie. Benissimo, buon pomeriggio a tutti, grazie. E allora vado anzitutto a condividere le mie slide. Ecco, spero che possiate vedere tutti.
Potete vedere? Sì, ok. Ok, grazie. Allora, quello che è stato richiesto a me è di trattare un po' di più invece la parte relativa al digitale. E ovviamente poi oltre al titolo c'erano tutti questi sottotitoli, quindi c'era l'acronimo PNRR, il Recovery Plan, Transizione 4.0, Rivoluzione Verde, Transizione ecologica, quindi diciamo ci sono molti sottotitoli. La mia parte, quindi tolto l'intervento che ha fatto Daniele, quindi che era sicuramente sulla parte di sostenibilità e di economia circolare, invece più dedicata al digitale sicuramente, ma poi io da lì voglio prendere spunto anche per allargarmi, diciamo così, rispetto a quello che faccio io poi in Confartigianato e diciamo è un qualcosa che ha a che fare con l'innovazione, ma anche con gli incentivi che le imprese possono cercare di, diciamo così, di sviluppare anche come tematica di loro interesse, la finanza agevolata in generale. Allora, qui infatti avevo messo oltre a questo titolo anche come intercettare gli incentivi, perché io in questo modo riesco a dare anche un taglio pratico e questo penso sia diciamo, anche notevolmente interessante come tipo di approccio. Ho messo alcune parole chiave, ovviamente le tintolavanderie, l'innovazione, la transizione 4.0. Poi ho aggiunto questi ultimi due sulla sinistra che tratteremo anche dopo, che sono un pochino le start-up e le reti di imprese. Ma diciamo che tutto quello che dirò appunto ha questo obiettivo poi ultimo, quindi anche di capire, al di là di questi grandi programmi o di questi grandi temi, noi come facciamo ad incentivare le imprese e a cogliere le opportunità di finanza agevolata. Una prima cosa che a me piace dire è che forse è anche opportuno non legarsi troppo a questo mito della volpe e dell'uva acerba. A volte noi abbiamo discusso anche al nostro interno perché magari un incentivo era un po' troppo, come dire, complicato, complesso da raggiungere, anche magari in termini di spese minime da immaginare dal punto di vista dell'impresa, per cui molti dicevano e tradizionalmente ancora dicono no, no, non fa al mio caso, quindi lo metto un attimino da parte. Io vorrei superare invece questo tipo di approccio perché non solo gli incentivi sono, diciamo così, uno stimolo e ovviamente non si fanno le cose solo perché ci sono gli incentivi, però diciamo sono l'occasione per consentire alle imprese di progettare e di crescere e soprattutto sono un tema determinante anche per noi perché in relazione a quello che noi riusciamo a capire dai fabbisogni delle imprese possiamo anche indirizzare o suggerire, diciamo così, degli aggiustamenti poi in sede governativa. Prima il dottor Nava faceva ad esempio il caso della Sabatini, ecco è uno di questi perché poi tratteremo velocemente anche in una scheda l'incentivo Sabatini, ma proprio noi ci siamo adoperati tantissimo perché la Sabatini per noi è l'incentivo principe e quindi è quello su cui da tanti anni lavoriamo in tutto il sistema. Quindi ci siamo adoperati affinché fosse rifinanziata e così è stato. Quindi l'incentivo è un'occasione per progettare comunque vadano le cose e diciamo io l'ho voluto risottolineare, quindi una sfida organizzativa da cosa nasce cosa. È necessario però monitorare le misure esistenti in forma sistematica, quindi non possiamo assolutamente assegnare nulla al caso, e poi anche questo aspetto sul quale stiamo cercando di lavorare sempre di più come sistema, la necessità di aggiustare il topic. Sostanzialmente significa porsi la prima domanda, cosa voglio fare? C'è una misura specifica per me? Sì, ok, procedo secondo quanto prevede quella misura. Non c'è una misura come io la immaginavo, posso anche rivedere la progettazione. Questo è un tema sicuramente interessante, ma diciamo così anche motivo poi per un dibattito, per approfondire anche un po' il tipo di lavoro che da qui al futuro dobbiamo svolgere. Ovviamente ci sono dal punto di vista degli imprenditori anche nel nostro sistema e in incontri che noi abbiamo spesso delle osservazioni ricorrenti, ma vorrei un fondo perduto, ci sono delle complicazioni burocratiche, la dimensione anche del progetto è abbastanza elevata, ci sono dei tempi di attesa, eccetera, eccetera. Quindi diciamo sono un po' queste a volte
anche le osservazioni che però, quello a cui tengo io, non debbono riportarci a quella problematica iniziale, quindi di dire no, è troppo complicato, non mi cimento, diciamo così, in una cosa del genere. Ecco, dobbiamo cercare di superare ovviamente queste osservazioni. Quando ragioniamo ovviamente poi di strumenti dobbiamo anche un po', come dire, cercare di capire qual è il campo di gioco. Sicuramente ci sono dei contributi a fondo perduto, in conto capitale, in conto esercizio, in conto interessi. C'è il tema poi dei finanziamenti. Ormai questa, diciamo così, è la linea prevalente. Se noi guardiamo ad esempio agli incentivi del Mise piuttosto che di Invitalia, questo è lo schema ormai prevalente, quindi c'è sostanzialmente un finanziamento che poi va restituito e quindi diciamo questo è lo schema tipo. Ovviamente c'è anche la forma della garanzia del credito, c'è anche la forma invece di sgravi fiscali e contributivi, ne parleremo ovviamente anche dopo, visto che poi entriamo sul tema del credito di imposta 4.0 e poi ci sono anche di strumenti in termini di capitale di rischio che sono un capitolo ancora abbastanza raro, quindi investitori esterni che investono del loro, però sono delle tematiche che noi abbiamo iniziato a trattare come sistema Confartigianato. Poi ecco, c'è quest'altra schematizzazione che io ho voluto qui riassumere, che però è molto importante. Anzitutto la dimensione soggettiva, capire chi sono, e poi gli aspetti anche di tipo oggettivo, quindi che cosa faccio, di che cosa parlo. Poi ovviamente, diciamo così, per fare anche un'altra distinzione, ci sono interventi singoli, quindi cose che riguardano macchinari, ad esempio per una scala produttiva, quindi introduco una innovazione ma serve solo per produrre di più e con costi più bassi, oppure no, io decido proprio di innovare e quindi sviluppo una progettazione che deve essere sicuramente più articolata. Poi l'approccio da singola impresa oppure l'approccio aggregato anche in termini di reti di imprese, ma ci ritorniamo dopo. Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza lo ha già molto ben illustrato, ovviamente diciamo, i tempi che abbiamo a disposizione sono anche limitati, quindi qui appunto vado veloce, lo ha illustrato come dicevo Daniele Gizzi, io volevo solo fare dei cenni, ma scorro velocemente, ovviamente ribadisco la parte del green e la parte del digitale perché nelle 6 direttrici identificate, quella che un po' più mi avvicina appunto è quella del digitale e dell'innovazione, e ovviamente però non è un qualcosa di isolato, quindi diciamo che quando poi andiamo a ragionare su cose che noi abbiamo visto consolidare anche dal punto di vista della politica governativa, in effetti ci sono ormai dei fil rouge che sono consolidati, quindi degli elementi che ad esempio non ci rendono poi anche questo tema di transizione 4.0 come ormai un tema, come dire, isolato o del tutto eccezionale. Ormai è praticamente uno degli argomenti di cui noi tutti i giorni trattiamo costantemente anche all'interno del sistema, anche con i colleghi e con gli interlocutori istituzionali. Questo perché? Anzitutto perché siamo ormai nel pieno della quarta rivoluzione industriale, quindi molto velocemente, quindi c'è ormai una fusione tra mondo fisico, digitale, biologico, per cui diciamo, si parla anche di sistemi cibernetici, quindi sappiamo tutti di che cosa parliamo. Questo è un altro tema che sicuramente molti autori trattano, è interessante, quindi quello della singolarità tecnologica, praticamente un punto in cui l'intelligenza umana sostanzialmente coincide con quella artificiale, o perché appunto esponenzialmente, diciamo così, si è potenziata l'intelligenza umana tramite supporti di varia natura, oppure perché l'intelligenza artificiale ormai marcia di per sé. Addirittura si fanno anche delle date, quindi qualcuno parla del 2029, qualcuno del 2045, ma al di là di questo, poi diciamo, su questi ragionamenti che si basa anche quello che vedremo man mano dopo. L'idea quindi è anche quella di una fabbrica predittiva, quindi probabilmente, soprattutto per il nostro paese, l'idea che si possano sviluppare dei luoghi produttivi piccoli, ma sicuramente interconnessi, e tutto questo in relazione anche a quello che già il piano di Industria 4.0, quindi poi ripreso anche in transizione, diceva quando parlava di tecnologie abilitanti, quindi queste nuove
principali tecnologie, quindi robot collaborativi interconnessi, rapidamente programmabili, stampanti 3D, realtà aumentata, integrazione verticale, cloud, cyber security, big data, eccetera. Ovviamente poi io diciamo, cerco di andare veloce su alcuni punti, ma le slide sono a disposizione e siamo poi aperti non solo alle domande, ma anche agli approfondimenti futuri, quindi sicuramente mi scuserete se andrò veloce, ma è anche per economia del webinar, diciamo così. E poi diciamo tutte quelle tecnologie sono anche riordinate ad esempio questo tipo di lavoro è stato fatto da McKinsey. Qui è interessante notare che se ovviamente noi ragioniamo dal punto di vista delle nostre imprese e quindi riordiniamo in 4 grandi macrofamiglie tutte quelle nuove tecnologie, alcune magari potremmo anche dire non ci vedono direttamente impegnati, ad esempio se parliamo di big data e di tutto quello che c'è dietro per arrivare alla gestione appunto del volume dei dati oppure per ricavare valore dai dati. Quando scendiamo un po' più giù e quindi ad esempio ci spostiamo fino all'ultimo, dal digitale al reale, c'è la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, si tratta di ambiti in cui noi come sistema siamo molto impegnati, siamo impegnati proprio direttamente perché abbiamo sviluppato anche non solo attività formative, ma anche dei test, dei progetti, quindi diciamo che andiamo anche al cuore di quello che è il fabbisogno e le aspirazioni anche dei nostri piccoli e micro imprenditori. Io adesso qui voglio trattare alcuni strumenti proprio in relazione a quella logica iniziale che dicevo che l'incentivo è anche un po' lo stimolo per capire se si possono sviluppare dei progetti. Ovviamente sono dei principali strumenti di incentivazione, assolutamente, anche questi li tratto in forma non esaustiva e non tratto neanche il tema in forma esaustiva perché questo è un piccolissimo numero di incentivi che noi seguiamo a livello nazionale. Ovviamente non potremmo trattarli tutti, però diciamo in questo caso il focus sicuramente è rilevante perché si tratta di incentivi, soprattutto nel primo caso, nel primo blocco di transizione 4.0 che incide molto su tutto quanto abbiamo detto rispetto, diciamo così, alla transizione più tipicamente digitale. C'è da dire che in verità il programma 4.0 è un programma confermato negli ultimi anni, quindi sin dalla legge di bilancio 2017 sino all'ultima legge di bilancio 2021, quindi sostanzialmente c'è un consolidamento da parte del governo, degli esecutivi che si sono succeduti e peraltro anche con un potenziamento del credito d'imposta. Intanto perché qui sinteticamente ho messo a destra c'è un ampliamento dell'ambito applicativo, quindi si parla non solo di beni 4.0 o quindi sia come beni materiali che immateriali, quindi legati all'allegato A famoso e all'allegato B, ma anche di beni non 4.0, con ovviamente degli accorgimenti differenti in termini di percentuali, anche con un decalage poi, quindi con un calo della percentuale per gli anni successivi al 2021, però diciamo che sostanzialmente si consolida ulteriormente il meccanismo normativo. Quindi le aliquote sono potenziate, c'è anche l'innalzamento dei massimali di spesa e di contro invece una riduzione del periodo di fruizione per andare anche qui incontro e per potenziare l'effetto, diciamo così, dell'agevolazione, per cui si passa da una fruizione a 5 ad una fruizione a 3 anni e con possibilità anche di anticipazione del momento di fruizione in funzione del momento di entrata in funzione per i beni ordinari e di interconnessione per i beni che sono invece classificati come 4.0. Poi c'è questa introduzione dell'onere di asseverazione della perizia tecnica per i beni 4.0 che hanno un valore superiore ai 300.000 euro
e poi la necessità anche di inserire praticamente questa formula nella dicitura delle fatture, per cui anche questo è un elemento importante. Altra cosa da evidenziare, qui l'ho messo a sinistra, è che questa normativa in realtà è entrata in vigore il 16 novembre 2020 e vale fino al 31 dicembre 2022, per cui in realtà non è stata fatta coincidere con il 1 gennaio 2021. Questo ha creato delle piccole, come dire, dei piccoli disallineamenti di interpretazione normativa. Stiamo cercando di chiarire, auspichiamo anche che il quadro possa essere più certo, magari a breve, anche perché ci siamo rivolti anche più volte all'Agenzia delle Entrate e speriamo quindi che possa essere chiarito. Andiamo oltre. Ecco, anzitutto quello che volevo riepilogare è che ci sono appunto 3 tipologie di beni, quindi ci sono dei beni materiali 4.0, quelli famosi dell'allegato A, beni immateriali, sempre 4.0, che sono quelli dell'allegato B, e poi beni ordinari oppure diciamo materiali e immateriali, come alcuni li definiscono, ma non 4.0. Poi vediamo bene che cosa significa. Ovviamente nell'allegato A i beni materiali quindi sono intesi come beni che sono diretti al funzionamento controllato da sistemi computerizzati o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti, oppure dispositivi per il controllo dei processi, sistemi per l'assicurazione della qualità e così via, oppure dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro. L'allegato B invece fa riferimento ai cosiddetti beni immateriali e quindi in questo caso sono tutti quelli che hanno una logica in quanto riferiti ovviamente all'allegato A, sono i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al dropshipping nell'e-commerce, oppure software e servizi digitali per la fruizione immersiva, software e piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica. I beni materiali, quindi, diciamo, quelli legati all'allegato A, diciamo, godono di questa nuova aliquota al 50%, quindi sostanzialmente sono per le spese inferiori ai 2,5 milioni, quindi come vedete a calare per gli investimenti superiori, quindi al 30%, ovvero per le spese superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro con un'aliquota del 10%. Presumibilmente, diciamo così, gli interventi che sono relativi alle nostre imprese possono essere, diciamo così, ascritti e riferiti alla prima ipotesi, quindi all'aliquota del 50% per il 2021, poi con il decalage, come dicevo, per il 2022 al 40%. Anche qui, diciamo, c'è una maggiorazione rispetto alla vecchia legge di bilancio per l'anno 2021, quindi l'incremento è dal 15 al 20%, massimale da 700.000 euro a 1 milione di euro, quindi beni immateriali 4.0. Per tutto quello che invece attiene ai beni ordinari oppure materiali e immateriali non 4.0, come appunto molti li definiscono, quindi c'è un incremento dal 6 al 10%, per tutti del credito appunto per questa tipologia e qui diciamo poi lo vediamo anche dopo, ma possiamo anticipare, si può valutare di utilizzare questo tipo di credito d'imposta nel caso in cui non ricorresse, diciamo così, il presupposto di accesso alla, diciamo così, al credito d'imposta con le percentuali più elevate per i beni invece che sono riferiti all'allegato A e all'allegato B, quindi per i beni materiali e immateriali 4.0, quindi quello poi va un po' valutato a seconda della progettazione di quello che la singola impresa ritiene di fare. Però se non è posizionabile in quella prima ipotesi, per l'impresa l'acquisto dei beni, magari la possiamo posizionare in quest'altra, anche se poi le percentuali che possono essere, diciamo così, consentite ovviamente di credito sono un pochino più basse. Ovviamente i macchinari per rispondere, diciamo così, agli obiettivi più avanzati hanno delle caratteristiche che sono state definite in parte tassative e poi ce ne sono alcune che sono aggiuntive. Diciamo che l'obiettivo deve essere sempre non quello di aggiungere delle nuove macchine così un po' senza criterio e ordine.
la semplifico così, ma di fare riferimento a macchine avanzate che sono interconnesse al sistema di fabbrica oppure ad altri componenti del ciclo di lavorazione. Queste caratteristiche tassative sono appunto elencate, sono quelle sulle quali anche noi spesso ragioniamo con i colleghi territoriali quando gli imprenditori ci chiedono la loro consulenza, e quindi diciamo così è un elenco tassativo, quindi il controllo per mezzo di diciamo computer numerical control, quindi macchina a controllo numerico, interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, integrazione con il sistema logistico della fabbrica e altre macchine, interfaccia uomo-macchina semplice ed intuitiva, rispondenza poi ai più recenti standard in termini di sicurezza. Queste sono quelle tassative. Poi ci sono quelle aggiuntive, per cui ne sono richieste almeno 2 su 3 ulteriori, quindi è necessario che vi siano tra queste macchine poi diciamo così, e i sistemi che ne permettono poi diciamo così, la fruizione dei sistemi di manutenzione o telediagnosi o controllo da remoto, oppure monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo, anche attraverso eventualmente set di sensori ed attività alle derive di processo, e poi anche eventualmente caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e o impianto con la modellizzazione e simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo. Appunto, in questo caso 2 su 3 caratteristiche debbono essere presenti. Questo, ecco, diciamo così, questa è un po' la domanda da $1 milione, perché diciamo è quella su cui noi proprio ci, come dire, arrovelliamo tutte le volte che discutiamo con i bravissimi colleghi delle sedi territoriali, quando ragioniamo con il Ministero, abbiamo fatto tantissimi approfondimenti anche con la direzione competente del MISE, anche con i colleghi del fiscale, perché poi diciamo è anche un po' un guaio se noi, come dire, suggeriamo di portare in detrazione, in compensazione F24 e poi non ricorrono certi presupposti. Questa è proprio la domanda chiave, quindi capire se effettivamente c'è questa interconnessione della macchina con i sistemi di fabbrica e quindi con i sistemi informatici di fabbrica e quindi diciamo che è un po' il cuore del ragionamento, perché è un po' anche la cosa che poi avevamo sicuramente già approfondito l'altra volta nella preparazione a questo webinar con le imprese, quindi diciamo che da questo punto di vista in questo settore ci sono secondo me delle ottime prospettive, anche come dire, situazioni molto chiare, molto più che in altri settori dove ad esempio nell'ambito dell'edilizia, della produzione di cemento piuttosto che di macchine agricole, abbiamo invece anche, come dire, una complessità proprio interpretativa. L'importante appunto è che il bene possa scambiare queste informazioni con i sistemi interni e che sia identificato univocamente secondo questo concetto di fabbrica che viene sicuramente inteso come ambiente fisico dove appunto si crea la creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime, semilavorati o realizzazione di prodotti. Diciamo che questa però diciamo, è sicuramente una cosa su cui noi ci siamo molto spesi ed impegnati. Ovviamente qui molto velocemente ci sono alcune cose da chiarire, io solo per completezza, ma più che altro appunto perché come dicevo poi ho il piacere di lasciarvi le slide, quindi chi vuole può approfondire anche per dire un po' di casistiche, di ragionamenti che abbiamo fatto. Deve essere un attimino chiarito, diciamo così, il concetto del leasing, ma anche da questo punto di vista noi sicuramente ci stiamo adoperando per poterlo fare. Poi c'è da capire, ecco, meglio, visto che, come dicevo, la normativa entra in vigore il 16 novembre del 2020, in realtà non dal 1° gennaio 2021, anche se la legge di bilancio quindi avrebbe dovuto disporre per l'anno nuovo, in teoria, quindi è come se ci fossero, diciamo così, degli effetti un po' retroattivi, quindi un come dire, sovraccavallarsi di normative. Stiamo attendendo che ci possa essere un chiarimento, se non altro perché le percentuali poi di fruizione sono differenti. Quindi diciamo che da questo punto di vista auspichiamo che appunto quanto prima si possa arrivare ad una soluzione favorevole. Quindi come si può poi usufruire del credito? Quindi portando in compensazione
F24 in 3 quote di pari importo. Poi in realtà dall'anno di entrata in funzione dei beni che sono quelli ordinari, quindi che non sono beni 4.0, e poi dall'anno in cui invece avviene l'interconnessione per i beni che sono invece 4.0, quindi sia allegato A che allegato B. Ovviamente ci sono questi adempimenti, per cui a volte è anche vero, però che ci sono appunto delle burocrazie, diciamo così, da superare, però anche le nostre sedi da questo punto di vista ormai si sono predisposte, quindi abbiamo veramente dei colleghi, direi, eccellenti per svolgere, per assistere, anche molto più di quello che possiamo fare noi dal nazionale, che magari abbiamo, come dire, una visuale generale, però non siamo poi sempre operativi, però i nostri colleghi invece delle sedi di Confartigianato da questo punto di vista sono veramente molto bravi, quindi sicuramente la necessità della comunicazione al Ministero, la perizia accelerata, la conservazione della documentazione, poi la dicitura in fattura come dicevo, ma sicuramente sono cose che non debbono spaventare e scoraggiare. Peraltro si tratta di misure che in quanto credito d'imposta sono cumulabili con altri incentivi, ovviamente a condizione che dal cumulo non si superi il costo sostenuto, e poi come corollario, diciamo così, del piano c'è anche un credito d'imposta formazione 4.0 che sostanzialmente ripercorre i temi che vediamo anche nella logica del piano di transizione e anche più a monte, prima di impresa 4.0 e poi di industria 4.0, per cui le imprese che lo volessero, noi abbiamo già fatto delle ipotesi a livello territoriale per sviluppare proprio dei progetti di formazione 4.0, anche questo potrebbe essere immaginato. Ovviamente qui adesso vi risparmio un pochino tutti i dettagli sulle tipologie di spesa, ma questo poi è a disposizione. C'è però la possibilità di avere fino al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Quindi diciamo che nel caso anche questo potrebbe essere preso in considerazione. Ovviamente, sempre come corollario del piano transizione 4.0, c'era stata una rivisitazione anche del credito d'imposta ricerca e sviluppo, oltre che del credito d'imposta di innovazione e anche per diciamo, tutto l'ambito che riguarda il cosiddetto concetto del design, che peraltro era un tema su cui per alcuni settori noi ci siamo battuti moltissimo. Magari potrebbe di principio tutto questo riguardare un pochino, forse apparentemente meno, le lavanderie, ma non è detto. Diciamo che comunque queste percentuali poi di credito d'imposta sono state riviste al rialzo, quindi diciamo, il governo ha voluto dare anche delle opportunità alle imprese da questo punto di vista. Ovviamente poi qui bisogna però rientrare nelle definizioni che sono quelle canoniche di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, quindi diciamo sono delle definizioni anche un po' rigorose e questo ci potrebbe far ricadere a volte anche nella idea ma è molto complicato o è molto al di sopra delle mie possibilità. Sì, è vero, però diciamo, io voglio un po' anticipare quello che è una conclusione successiva. Talvolta noi abbiamo visto che proprio perché ormai parliamo di interconnessione, parliamo di piattaforme, parliamo di economia delle reti, alcune attività potrebbero essere organizzate anche in forma di reti di imprese, quindi sia ad esempio una forma di formazione 4.0 oppure di credito d'imposta, visto che poi in questo caso non parliamo di macchinari, ma parliamo di persone che debbono essere ingaggiate per rispondere alla progettazione, magari l'impresa singola potrebbe non avere una convenienza, ma in termini di rete invece potrebbe esserci assolutamente una convenienza ad ingaggiare anche delle figure professionali che possano, diciamo così, permettere di dare un valore aggiunto. Peraltro proprio in questi giorni noi stiamo discutendo d'intesa col MISE, d'intesa con Invitalia, poi addirittura con l'Ocse, di possibili nuovi incentivi che possano essere strutturati proprio per le microimprese anche che lavorano in rete, magari anche per supportare programmi di formazione quando non c'è convenienza a svilupparli in forma singola. Quindi vabbè, su questo ho anticipato delle cose, però scorro un po' velocemente per andare avanti. Poi piccola
avviso, visto che era un po' collegato al discorso delle leggi di bilancio che aveva poi anche questa appendice, c'è anche da dire che per il Sud, ovviamente non so quante imprese oggi vi siano qui collegate per il Sud, però sicuramente ci sono delle percentuali leggermente superiori, quindi anche tutto quello che abbiamo detto può essere esplorato perché gode appunto di livelli anche di incentivazione leggermente superiori. Sempre per il Sud c'è un altro credito di imposta, anche qui il livello di investimento è leggermente elevato, ma bisogna valutare poi come si possa sviluppare, ma anche questo era un po' un corollario, un derivato, quindi poi se ne può parlare, si possono fare degli approfondimenti. E anche poi questo articolo, sempre della legge di bilancio 2021, sul quale noi abbiamo fatto delle ipotesi come sistema, perché era un po' collegato questo concetto degli ecosistemi per l'innovazione, visto che noi stiamo lavorando anche sul tema dei Digital Innovation Hub. Fra 2 settimane, ad esempio, ci occupiamo anche di Digital Innovation Hub come sistema, quindi parleremo anche di strutturare meglio anche questi poli che sono poi dei poli di Confartigianato proprio per favorire la digitalizzazione anche delle imprese, anche dei possibili incentivi che possono essere messi sul piatto. Per esempio ce n'è uno specifico che è Smart Money gestito da Invitalia, quindi diciamo che un po' tutto quello che diciamo chiude il cerchio, quindi bisogna solo approfondire e ovviamente qui io ho dovuto anche scegliere in un certo senso e quindi diciamo, l'esaustività non è possibile in questo ambito, però ho voluto fare dei cenni anche per arrivare poi a capire come attraverso il tema degli incentivi si possa progettare. Un tema che assolutamente a cuore, come ho già detto, è quello della nuova Sabatini, perché su questo ormai noi stiamo predisponendo una, diciamo così, un'attività mirata e anche molto puntuale su tutte le sedi territoriali. Ecco perché ci siamo battuti per il rifinanziamento, quindi noi avevamo chiesto 680 milioni addirittura, poi il governo è un pochino sceso sopra i 400 milioni di euro, va bene lo stesso, peraltro lo sportello è stato subito riaperto, ma la Sabatini è importante perché noi abbiamo verificato che pur non essendo una misura che direttamente punti all'innovazione, in realtà ha un effetto di secondo livello, per cui l'impresa che viene a rivolgersi presso lo sportello territoriale di Confartigianato con la scusa di utilizzare la Sabatini poi dice ma che cosa c'è di altro? E allora lì il collega territoriale riesce anche a intrattenere poi degli approfondimenti con le imprese e magari a parlare anche di 4.0 come in realtà avviene. Quindi ovviamente è un'ipotesi anche leggermente più semplice, quindi di attività che non necessariamente prevede l'interconnessione, non necessariamente di grande complessità, che però noi intendiamo sviluppare molto come sistema e che assolutamente va presa in considerazione qualora noi non riuscissimo né ad avere il credito d'imposta, quindi nell'ipotesi degli allegati A e B, quindi 4.0, oppure addirittura dei beni strumentali nuovi, non 4.0, oppure addirittura se noi immaginiamo di fare anche un mix, perché da questo punto di vista si può parlare anche di cumulabilità. Ovviamente se molto velocemente, quindi qui si parla di finanziamento di beni nuovi, macchinari, attrezzature, non finanzia terreni, immobili, capannoni, l'accesso, quindi l'aspetto soggettivo, in questo caso è relativo a imprese attive, micro e piccole imprese, la forma di questo incentivo è quella del mutuo e poi il contributo in conto interessi. Ovviamente c'è una procedura con la banca o con l'intermediario finanziario, anche da questo punto di vista noi siamo molto attivi ed operativi perché possiamo dare tutto il sostegno necessario alle imprese che ovviamente fanno richiesta di accedere a questo incentivo. Mi avvio verso le conclusioni, però prima di farlo volevo anche fare un cenno sul capitolo startup perché noi stiamo seguendo anche questa tipologia di incentivi presenti ovviamente su tutto il livello nazionale, perché ovviamente io poi direttamente non riesco a seguire i singoli incentivi che finanziano le nuove imprese sui livelli territoriali, quindi questi sono quelli di livello nazionale, quindi anzitutto self-employment, che diciamo che è un incentivo molto agevole perché
finanzia quindi progetti di impresa fino a 50.000 euro, quindi sono net, donne inattivi, disoccupati di lunga durata, quindi diciamo che si tratta di imprese di taglia sostanzialmente piccola. Il livello invece di complessità organizzativa e anche di spese da sostenere sicuramente è più elevato con nuove imprese a tasso zero, però anche questo poi ha una nuova edizione diciamo abbastanza favorevole. Noi stiamo facendo anche degli approfondimenti con Invitalia, che anche in questo caso gestisce questa misura. Ovviamente sono le donne di tutte le età, poi i giovani tra i 18 e i 35 anni di età. Poi c'è Smart Start, che invece è un incentivo specifico per le start-up innovative, oppure Resto al Sud, che è invece un incentivo solo per le aree del sud e per le regioni del centro Italia, del cosiddetto cratere sismico. Ma io perché vi ho citato il capitolo startup? Perché ritengo che questo, ad esempio, possa essere un ottimo tema da trattare anche nelle imprese tradizionali che sono già esistenti. Qualcuno potrebbe dire, ma perché? Ma perché, ad esempio, noi abbiamo immaginato di utilizzare questi incentivi quando è, diciamo, possibile o necessario anche puntare verso una forma di trasmissione generazionale. Oppure quando, ad esempio, magari c'è necessità di anche sviluppare dei filoni specifici anche con imprese che in qualche modo rimangano poi collegate anche con idealmente, non tanto dal punto di vista poi della struttura societaria, con delle imprese che sono presenti sul territorio, magari che erano magari l'impresa del papà o della mamma o cose di questo tipo. Quindi diciamo che il capitolo startup si presta anche a questo tipo di ragionamenti e noi peraltro lo stiamo facendo un pochino anche all'interno del gruppo giovani di Confartigianato. Quindi piccole conclusioni e proposte, visto che oggi è tutto circolare, quindi come Daniele meglio di me dice, sì, sicuramente nell'economia circolare questo è evidente, ma anche quando noi parliamo di design thinking, ormai diciamo l'approccio lineare all'economia non è più possibile, quindi è tutto ormai rete, reticolare e cose di questo tipo. Ovviamente quando parliamo di digitale però ci si pone in una prospettiva futura, però è anche auspicabile un po' immaginare un approccio globale, quindi sicuramente puntare a cose molto avanzate, ma quando necessario anche partire con cose che permettono a volte di chiudere il cerchio, quindi di non sottovalutare gli altri passaggi chiave, il marketing, i gestionali, oppure anche la gestione tramite social media o cose di questo tipo. Peraltro noi stiamo lavorando anche molto, oltre che sui Digital Innovation Hub, sul tema e-commerce, quindi ovviamente poi anche quello è un tema che per noi chiude il cerchio, quindi proprio per dire che diciamo, l'impresa deve lavorare ormai a tutto campo sul digitale e quindi diciamo così questo ci consente anche di intravedere un po' tutta la sequenza, per cui se non è oggi sarà sicuramente domani e quindi diciamo, tutto quello che riesco a fare io posso superare l'idea che sia soltanto un adempimento, perché anche se credito d'imposta in realtà non è denaro fresco che mi viene consegnato magari dall'agenzia governativa Invitalia piuttosto che da un altro ente pubblico, è in realtà però una quantità di denaro che rimane sempre nella disponibilità delle imprese e quindi comunque non possiamo ovviamente lasciarcela scappare, diciamo così. Per concludere quindi questa parte di approccio reticolare, perché io lo ritengo assolutamente necessario, peraltro io da sempre mi occupo anche di reti di imprese, però ovviamente poi come strutturare una rete, questa è una cosa un po' complessa, quindi non potevo trattarlo oggi, però lo vedo come ragionamento perché ad esempio uno potrebbe dire ma dei progetti per esempio che noi stiamo immaginando come sistema di vera e propria industria 4.0 di realtà aumentata o di altre tipologie di interfacce informatiche, noi stiamo immaginando anche di svilupparle anche in forma reticolare, perché in alcuni casi potrebbe anche non esserci convenienza, diciamo così, a svilupparli come impresa singola. Quindi anche da questo punto di vista si possono fare, diciamo così, dei ragionamenti. E poi anche, come dicevo, il tema startup e peraltro anche collegabile con il tema reti, perché nel momento in cui noi abbiamo delle imprese tradizionali, strutturiamo una rete, quella rete potrebbe diventare anche il punto di riferimento anche di tante startup ed è un po'
anche quello che, come dicevo prima, ad esempio con i Digital Innovation Hub, che vi invito anche, diciamo così, ad esplorare per chi non lo avesse fatto nel sistema Confartigianato, possono essere sicuramente un punto di riferimento. Io vi ringrazio, rimango a disposizione, mi scuso se per alcune parti ho dovuto un pochino sintetizzare molto, però siamo a disposizione, quindi per tutto quello che si tratta di approfondire siamo qui. Grazie a tutti. Grazie dottor Scalia per averci illustrato la missione 1, quella relativa appunto all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione. Avete visto naturalmente come c'è una stratificazione normativa e soprattutto una stratificazione di agevolazioni e incentivi che rende complesso e complicato districarsi in questo, diciamo, ginepraio normativo e regolamentare. Ecco perché sono essenziali ed è essenziale ad esempio il ruolo di Confartigianato, ecco perché è essenziale il ruolo di una comunicazione puntuale come il sistema di comunicazione Detergo, ma ecco perché sono essenziali dei produttori competenti, capaci e responsabili anche di fronte a queste opportunità. Quindi io chiedo ai produttori, che naturalmente sono appartenenti a DAS Fornitori, partendo da Marco Boccola di Ilsa, che ricopre il ruolo di Engineering Sales Manager appunto dell'azienda, come si può declinare concretamente, naturalmente con i loro prodotti, con i prodotti di Ilsa in questo caso, innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica. Come si declinano concretamente nell'ambito dell'offerta dei vostri prodotti? Sì, grazie Marzio, grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito a partecipare al vostro webinar. Prima di tutto, mi sentite e vedete la presentazione? Sì. Ok, molto bene, molto bene. Ottime le spiegazioni che sono state date, sono state fatte le premesse giuste per introdurre il punto di vista dei costruttori. Ribadisco anch'io rapidamente alcuni aspetti con un focus legato a Industria 4.0, i temi che lo riguardano, anche perché siamo ben convinti che si tratti della misura più interessante in questo momento per promuovere gli investimenti, ma soprattutto sostenere adeguatamente gli investimenti nonostante il periodo complicato. Ecco, ribadisco velocemente un concetto, avrete sentito parlare nell'ultimo periodo prima di Industria 4.0, poi di Impresa 4.0 e finalmente Transizione 4.0. Transizione 4.0 rispetto a Industria 4.0 permette a tutte le imprese sul territorio nazionale di accedere alle misure e alle agevolazioni previste. Dico questo perché inizialmente era pensata appunto per l'industria, cioè per la cosiddetta fabbrica, ovvero imprese che costruivano o trasformavano dei beni. Oggi invece è aperta a tutte le aziende appunto del territorio nazionale, non sottoposte chiaramente a procedure fallimentari. Ecco, in passato le misure a supporto delle aziende erano superammortamento e iperammortamento, oggi invece tutto viene declinato in credito di imposta. Abbiamo già visto cos'è. È importante capire un aspetto centrale che poi rivedremo più avanti nella presentazione. Tutto questo mondo si esprime nel raccogliere i dati. Noi siamo costruttori di macchine per il lavaggio a secco, per esempio. Raccogliere i dati, elaborarli, trasformarli e ricavare valore. Sarebbe sbagliato l'approccio, anche se capisco conveniente e opportuno, di concentrarsi esclusivamente sul beneficio economico che può derivare da questa misura. È importante invece comprendere che questo tipo di attività deve portare a una mentalità diversa, alla capacità di ricavare dei dati, gestirli e da questi appunto ricavare valore per la propria azienda, poter fare delle riflessioni opportune, per esempio per ridurre i consumi energetici, per controllare l'impatto ambientale. Per quanto riguarda
le tecnologie... sento una voce sotto, non mi sentite? Sì, è stato spento il microfono. Ah, ok, bene. Dicevo, per quanto riguarda le tecnologie abilitanti, abbiamo, tra virgolette, la fortuna di avere una norma, che è questa UNITR 11749, che descrive molto bene quali sono le tecnologie abilitanti per Industria 4.0. Dal nostro punto di vista come costruttori, i due cardini operativi per affrontare questo tema, che è stato decisamente sfidante in quest'ultimo anno per arrivare a un punto, sono interconnessione e integrazione. Vi spiego velocemente cosa intendiamo. Interconnessione dei due temi è il più semplice, è quindi la possibilità di mettere le vostre macchine o la vostra macchina in rete per lo scambio di informazioni, come è stato detto prima, con un'identità univoca, cioè la macchina, grazie ai protocolli di collegamento in rete, deve essere riconoscibile in modo univoco e il collegamento all'interno della rete deve essere di tipo bidirezionale. Anche qui non bisogna fare l'errore, per esempio, di pensare che una semplice remotizzazione dell'impianto, che potrebbe per esempio essere con un software, con uno in cloud o quant'altro, sia sufficiente. È una condizione assolutamente necessaria, ma non è una condizione sufficiente. Per interconnessione, in particolare interconnessione avanzata, si intende la capacità di scambiare in modo bidirezionale dati utili, per esempio si dice tecnicamente in modalità master-slave, cioè dalla macchina a un computer in cui può essere residente un programma o una suite di programmi per la gestione della macchina e viceversa, elaborare i dati e per esempio implementare le funzionalità della macchina, scambiare parti di programma e quant'altro. Chiaro che questo consente anche altri aspetti, ovvero quello di fornire un servizio di assistenza tecnica in remoto, la possibilità all'imprenditore di vedere la propria macchina in funzione in remoto e le performance, dopo vedremo di cosa parlo, della propria macchina in remoto, e di interagire per esempio con il costruttore qualora ce ne fosse il bisogno. Ecco, dopo l'interconnessione abbiamo il tema dell'integrazione che decisamente dal nostro punto di vista è stato il più sfidante. In linea di principio, per quanto riguarda la normativa, per integrazione con i sistemi informativi si intende la possibilità di collegare la macchina o il sistema collegato alla macchina con il mondo della logistica o di altri sistemi produttivi. Questo viene fatto, è una via naturalmente possibile, la via principale, viene fatto in questo caso soprattutto in aziende più grandi, per esempio lavanderie industriali, dove l'impatto della logistica è particolarmente importante. Allora, mediante un protocollo automatico, un protocollo di comunicazione che si chiama Modbus, la macchina comunica con il sistema aziendale, implementa, sostiene il sistema logistico e permette di fare valutazioni e di efficientare la produzione e la movimentazione della logistica. Qualora questo non fosse possibile, o dove non è possibile, e difficilmente è possibile, per esempio, nelle tintolavanderie più piccole, esiste anche un'altra possibilità, che è quella del monitoraggio dell'efficienza della macchina mediante degli appositi indicatori. In destra con B vedete la suite, per esempio una suite che abbiamo creato a questo scopo. Il software viene installato in un computer all'interno dell'azienda che è lo stesso in rete nel quale è collegata la macchina o le macchine e mediante degli algoritmi di calcolo automaticamente il sistema durante la giornata vi dà conto dell'efficienza della macchina con degli indici che sono appunto gli indici di efficienza, gli indici di performance e i famosi indici OEE citati dalla normativa Overall Effectiveness Equipment. Ecco, questa è una possibilità. In più aziende abbiamo installato entrambi i mondi A e B. A per l'integrazione con la logistica, B per il monitoraggio dell'efficienza. Chiaramente possono ampiamente convivere. Tutto questo quindi ribadisco a cosa deve portare.
fondamentalmente, se mi rivolgo alle più piccole lavanderie, a prendere coscienza di come funzionano i vostri impianti, di cosa state facendo, di che genere di impatto economico hanno sui capi, per esempio, che voi lavate, sul costo ciclo e quant'altro. Desidero ribadire ancora una volta il concetto che tutto questo mondo deve aiutarvi a fare un passo avanti. Il primo obiettivo non dovrebbe essere la misura di sostegno economico, che chiaramente è fondamentale e importante, ma ci dovrebbe essere una volontà di cominciare a pensare alla vostra impresa in modo diverso. Ecco, una volta realizzati i due pilastri di interconnessione e integrazione, ripeto quello che ha detto poco fa il dottor Scalia, abbiamo la possibilità di accedere al credito d'imposta. Credito d'imposta che per quest'anno ha una nuova aliquota al 50% e per il 2021 sarà del 40%, sarà ridotta al 40%. Ecco, come vedete dalla slide, per tutti i crediti d'imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione di crediti è ridotta a 3 anni anziché i 5 previsti. Ecco, noi in questo senso abbiamo lavorato nell'ultimo anno per fare in modo di fornire, quando richiesto, un sistema macchina e un pacchetto software che va integrato nel vostro sistema informatico. Con sistema informatico intendo in questo caso il computer che avete in negozio, e può essere fine a se stesso col mondo indicatori come abbiamo visto prima, oppure allacciandolo al vostro sistema di logistica qualora esistesse. Viene effettuata l'installazione del bene strumentale e del software, e chiaramente è fondamentale, anche questo previsto tra l'altro dalla normativa, l'operatore deve essere addestrato all'utilizzo di questi sistemi, anche perché dobbiamo pensare che usufruendo di un credito di imposta, per esempio del 50%, domani l'ufficio delle entrate potrebbe anche chiedere riscontro, verificare che effettivamente sia stato fatto il lavoro, sia stato fatto bene e che voi lo sappiate utilizzare. Sotto i 300.000 euro abbiamo detto sì, non è opportuno, non è obbligatorio asseverare l'installazione. Per quanto ci riguarda, facciamo una relazione completa spiegando in che modo completiamo i parametri necessari appunto per le tecnologie abilitanti di Industria 4.0. C'è una seconda giornata fondamentalmente dedicata all'uso di questi strumenti, appunto software, e questo è fondamentale. Ecco, volevo dire un'ultima cosa in ambito di transizione ecologica. Sicuramente la nostra industria declina molto questo tipo di aspetto con il cambio un po' di paradigma con i solventi. La nostra industria è stata fondata per anni su solventi clorurati come il percloretilene, ma come tutti sapete ci siamo spostati, o comunque ci stiamo spostando, verso solventi con un più basso impatto ambientale. Sono soprattutto solventi idrocarburi, ne avrete sentito parlare, affini, e più di recente solventi a base di alcol modificati. Chiaramente principe in questo mondo sono tutti i sistemi di contenimento delle emissioni, sia durante il processo che durante le manutenzioni ordinarie. Ecco, io spero di essere stato chiaro, non vorrei annoiarvi oltre e passerei la parola ai miei colleghi. Grazie Marco. Io passerei la parola a Marco Nicolini, che è General Sales and Marketing Director Devo della interrompere la condivisione dello schermo. Ok, grazie. Della Renzacci SPA. Dottor Nicolini, le lascio la parola chiedendole, mi sembra di aver interpretato, perché come dire, abbiamo un'interlocuzione costante non solo con lei ma anche con le altre imprese, con le altre aziende appartenenti al nostro arcipelago associativo,
che voi, proprio in quest'ottica di non solo di Industria 4.0, ma di tutti questi incentivi a cui cercate di dare una risposta con i vostri prodotti, non siete solo venditori di prodotto, siete venditori di servizi e di conseguenza anche supportate la clientela per quanto riguarda una consulenza personale. Le do la parola al dottor Nicolini. Esatto, mi sentite tutti? Sì. Perfetto, buonasera a tutti, grazie dottor Nava della parola. Mi associo a chi mi ha preceduto nel ringraziare molto la Confartigianato per questa iniziativa veramente meritoria, a partire dal presidente Lunardon a tutto lo staff dei responsabili nazionali che così bene ci hanno illustrato le varie problematiche fin qui trattate. Ora è chiaro che io prendo la parola alle 7 di sera e chi mi ha preceduto è stato molto bravo, per cui si pone il problema, ovviamente è classico, che mi attanaglia da più di 30 anni, no? Di organizzazione di questi eventi nel non essere né didascalico né ripetitivo. Proverò a fare del mio meglio e vengo proprio per questo subito al punto. Se dovessi ovviamente esprimermi soltanto dal punto di vista di quello che il macchinario può dare, avremmo subito fatto. Perché? Perché vi confermo che tutta la gamma di produzione Renzacci, sia delle biolavasecco sia delle lavatrici, ricade perfettamente su quello che rientra nella transizione 4.0 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche che sono state così ben illustrate da chi mi ha preceduto, vale a dire la possibilità di essere interconnesso ad un sistema, la possibilità di dialogare verso l'esterno, la possibilità di trasmettere e ricevere dati dall'esterno. Quindi diciamo che delle famose 5 condizioni obbligatorie della legge, più le 2 famose a scelta tra le altre, tutte le nostre macchine rientrano perfettamente. Quindi con i sistemi MyBrain e MyTouch tutte le macchine possono essere dotate. Però ovviamente non abbiamo finito qui. Perché? Perché io volevo sottolineare nel mio intervento una cosa molto importante che poi rappresenta secondo me il vero nocciolo della questione che ci occupa questa sera e che rappresenta, non lo dico per retorica, ma la vera sfida del futuro della Pulittinto Lavanderia, il vero treno, se mi permettete, senza usare tinte troppo forti, ma uno degli ultimi treni importanti che sta passando, e cioè noi non dobbiamo vedere la digitalizzazione, l'economia circolare solo da un punto di vista fiscale, importantissimo, non mi fraintendete. Cioè, è chiaro che il beneficio che dà ovviamente la fiscalità legata all'industria 4.0 o diciamo meglio la transizione 4.0, come diceva prima Marco Boccola, in pratica è fondamentale, ma il vero nocciolo della questione è che cosa ci dà la possibilità di fare questa digitalizzazione, questa economia circolare. Ci dà la possibilità di toccare 2 punti fondamentali che sono il controllo dei costi e dei ricavi, dei flussi informativi, e vale a dire di calcolare meglio i tempi legati allo stiro, i tempi legati all'analisi del fluire della produzione dei capi durante la giornata lavorativa, che permette alla lavanderia di fare un calcolo di costi e di ricavi e di conseguenza di calcolare il prezzo mirato al tipo del servizio e ai tipi dei costi che hanno. Perché se uno prende soltanto il vantaggio fiscale e non fa tutto questo, in pratica perde quello che è il vero vantaggio della digitalizzazione e della transizione 4.0. Questo è il primo punto. Secondo punto,
Il fatto della digitalizzazione e soprattutto dell'economia circolare è diventato un punto fondamentale per la pulitinto-lavanderia, non solo dal punto di vista dell'analisi dei costi, ma dal punto di vista della vendita del servizio, cioè di come si propone al cliente. Mi spiego meglio. Noi abbiamo visto ormai nei 120 paesi nel mondo in cui la nostra azienda è presente, che il cliente che entra oggi in una pulitinto-lavanderia è un cliente che lega tutte le proprie scelte, specialmente gli under 45, legano oggi tutte le proprie scelte nel campo della loro vita al concetto di biocompatibilità, biodegradabilità, ecosostenibilità, economia circolare e praticamente lotta contro la degradazione del paese, quindi lotta contro le plastiche, le microplastiche, contro giustamente l'inquinamento, l'effetto serra, eccetera. Cioè, questo significa, in poche parole, che il cliente che entra in una lavanderia, quando in pratica è nel momento di operare le proprie scelte in ciò che mangia, in ciò che beve, in quello che fa parte veramente della sua salute, del suo benessere, guarda concetti come, ripeto, biocompatibilità, biodegradabilità, ecosostenibilità, economia circolare. E allora io continuo a sostenere e a sottolineare, oltre a quello che mangiamo e che beviamo, che cosa c'è di più intimo e di più personale di quello che indossiamo? E questo è il punto, e cioè dotarsi di macchinari che vanno verso ovviamente la digitalizzazione e verso l'economia circolare, dà la possibilità non solo di contribuire come lavanderia ovviamente ai processi di miglioramento della natura e dell'ambiente e di alzare il proprio margine di profitto verso ovviamente questi punti, mantenendo il discorso del fatto di avere un vantaggio fiscale, ma soprattutto il vantaggio è che si ha la possibilità di vendere al cliente un servizio che il cliente apprezza molto. Tutti i sistemi che la Renzacci oggi propone sui nostri macchinari, il sistema EcoCare per diminuire di quasi il 70% il consumo d'acqua, il sistema Sentinel per l'azione antibatterica e antivirale, il sistema contro l'inquinamento da plastiche e microplastiche, sono sistemi che danno la possibilità al titolare dell'attività di spiegare al suo cliente il perché lui dà un servizio legato non solo al pulito e al benessere, ma anche alla salute e al benessere suo e della natura che ci circonda. Questa è la grande sfida della lavanderia, perché, ripeto, l'economia circolare è oggi un concetto che i clienti finali vogliono, per cui è diventato un must, non solo perché ho la possibilità di avere un vantaggio fiscale, ma perché è proprio il veicolo attraverso il quale io do un servizio diverso al mio cliente e quindi accosto il cliente alla lavanderia. Parlare appunto di natural solvent, che sono i solventi che hanno sostituito i solventi clorurati, scusate, cioè appunto quello noto più importante come percloretileni. Il parlare al proprio cliente, quindi che si hanno dei macchinari che curano non solo il pulito, ma anche il suo benessere e la sua salute, questa è la chiave del successo. Tenete conto che la nostra azienda investe più del 7% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo e il 90% di questo investimento oggi è basato su sistemi che danno la possibilità di dire al cliente: guarda che io ho un macchinario che non solo dà pulito, ma cura il tuo benessere e la tua salute. Questo, ripeto ancora, a mio giudizio è la vera frontiera
della digitalizzazione e dell'economia circolare, perché digitalizzazione, mi appresto verso la conclusione, significa non solo transizione 4.0, ma significa anche digitalizzare nel marketing, e cioè nel far capire al cliente tutto quanto detto fino adesso. Io, se ho un ottimo servizio, ma chi ne deve fruire non lo sa, è come se non lo avesse. Per cui oggi il fatto che i nostri clienti, anche con il nostro supporto, possano comunicare con i loro clienti attraverso sistemi digitali ha aumentato enormemente la possibilità della lavanderia di spiegare ai propri clienti quello che è il servizio che vuole dare e di conseguenza aumentare la propria cerca di clienti e il proprio margine di profitto. Io vi faccio un esempio e chiudo con questo. La nostra azienda, proprio per studiare questi fenomeni, ha voluto fare un portale dedicato a tutti i clienti, chiunque di noi, si ponesse la domanda, oltre quello che mangio e quello che bevo, fammi vedere per cortesia se c'è una lavanderia che mi può dare la possibilità di fare un servizio che parli di economia circolare, di biodegradabilità, di biocompatibilità vicino a casa mia. Ecco, noi abbiamo fatto proprio un portale per intercettare questo tipo di domande. Quindi non indirizzato al cliente, al titolare della lavanderia, indirizzato a chi entra in lavanderia, per vedere se aveva questa istanza, cioè se cercava questo tipo di servizio. Ecco, vi posso dire che abbiamo avuto un notevole riscontro e una notevole quantità di richieste. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire ovviamente senza possibilità di smentita che c'è un cliente là fuori nel mercato che cerca questi tipi di servizi. Pertanto la cosa importante della digitalizzazione e dell'economia circolare è fare in maniera tale che la lavanderia, al di là ed oltre dell'aspetto fiscale, sia in grado non solo di proporli, ma anche di saperli comunicare. Grazie. Dottor Nava, scusi se intervengo. La Presidente Lunardon deve allontanarsi, aveva piacere a salutare i convenuti. Lasciamo la parola alla Presidente. Che è silenziata al momento. Sì, ha sempre il microfono col mute inserito. Basta che preme sopra il simbolo del microfono, in basso a sinistra. Probabilmente c'è qualche difficoltà tecnica anche. Niente, Ok, io adesso volevo... c'è. Ok, mi sentite? Okay. Sì. Io volevo ringraziarvi perché purtroppo mi devo, cioè, ho giunta qua a Vicenza e devo continuare il mio lavoro. È stata una cosa interessantissima, mi è piaciuto tantissimo, devo fare i complimenti a tutti. E vi ringrazio e alla prossima. Buona serata. Grazie. Grazie alla Presidente Lunardon. Ora devo dire che con gli ultimi due interventi di Boccola prima e di Nicolini dopo, di Boccola prima per Ilsa e di Nicolini dopo per la Renzacci SPA, devo dire che hanno riempito entrambi di contenuti e di argomenti quello che dicevamo prima, innovazione digitale,
e compatibilità economica, ecologica ed economia, e compatibilità ecologica, digitalizzazione e innovazione l'hanno proprio riempita di contenuti concretamente. Ora passerei la parola a Patrizia Terribile di Grandi Impianti e di Ali Group. Innanzitutto grazie a Confartigianato che ci dà la possibilità questa sera di condividere con voi quello che questa azienda, che si chiama Grandi Impianti ILE, che sta per Intelligent Laundry Equipment, ha fatto in tema di transizione ecologica e transizione 4.0. Per noi questi sono processi che sono partiti molto tempo fa, ma non vogliamo dilungarci con le parole. Noi abbiamo preparato 2 filmati, uno che diciamo va a illustrare alcune caratteristiche salienti della macchina sempre inerenti al tema della transizione green e un altro relativo a quello che le macchine fanno in relazione alla transizione blu. Quindi io chiederei alla regia se può per cortesia far partire il primo filmato, che è quello inerente diciamo alla parte green e che viene illustrato da Gabriele, che è il nostro project manager. Ecco qua, buonasera a tutti. Allora, in questo primo filmato vediamo come Grandi Impianti ha interpretato la transizione green. Praticamente tutte le nostre lavabiancheria, che sono lavabiancheria ad acqua, sono dotate di un brevetto di funzionamento per il quale pesiamo la biancheria che viene caricata all'interno del cestello di cada lavatrice. E questo cosa significa? Significa che una volta conosciuto il peso che realmente è caricato dentro il cestello della lavatrice, riusciamo a parzializzare la quantità d'acqua, la quantità di tempo, perché meno acqua da caricare significa meno tempo per caricarla, per scaricarla, per riscaldarla. Parzializzare la quantità di detergente, il detergente deve essere sempre nella stessa identica concentrazione per quanto riguarda il processo di lavaggio, e l'energia alla fine che viene utilizzata dall'apparecchiatura. Il tutto si traduce in buona sostanza in un risparmio di risorse e economico. E il tutto è semplice ed intuitivo ed automatico, cioè l'utente deve semplicemente far partire il ciclo di lavaggio, non c'è nessun'altra competenza richiesta. Per quanto riguarda l'asciugatura, il concetto è sostanzialmente analogo, quindi anche qua abbiamo un controllo touchscreen che gestisce tutta l'apparecchiatura, però l'essiccatoio sappiamo che la macchina è energivora in lavanderia e abbiamo lavorato sulla modularità del riscaldamento. Qua vediamo il gas, ma vale anche per la macchina elettrica. Così come lavoriamo sull'azione meccanica, perché asciugare una maglietta non è come asciugare 20 kg di lenzuola, e in buona sostanza il tutto si traduce in un diagramma di asciugatura, quindi non un banale conto alla rovescia ad una data temperatura, ma la gestione reale tramite sensori di tutto quello che succede all'interno del cestello. Quindi il volume del tessuto, il volume il peso del tessuto, la velocità di rotazione del cestello, la temperatura del tessuto, sono tutti valori che cambiano costantemente man mano che si va a lavorare e quindi devono essere gestiti in modo da ridurre l'impatto ambientale, che alla fine va a tradursi in un impatto economico nella gestione delle apparecchiature stesse. Ecco, a questo aspetto green, a questi aspetti green che Gabriele ci ha appena illustrato, va aggiunto il fatto che quando un'azienda pensa green deve pensare green dall'inizio alla fine. Quindi queste apparecchiature, diciamo in linea con quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, a fine vita sono riciclabili con una percentuale superiore al 90%, più precisamente 96% le lavatrici e 95% gli essiccatoi. Adesso abbiamo visto come abbiamo interpretato il green sulle macchine, adesso vorremmo farvi vedere un secondo filmato, se per cortesia lo fate partire, che è relativo alla connettività, che ha anche la grande come si dice, vantaggio di ridurre gli spostamenti fisici e quindi è green pure la connettività. Esatto, la connettività si basa sostanzialmente su una piattaforma che abbiamo chiamato The Mind e sul controllo connesso di tutte le apparecchiature. Come sottolineavano i nostri predecessori, deve essere bidirezionale, quindi le apparecchiature, siano esse essiccatoi, siano esse lavatrici, sono connesse in modo direzionale. Tutto è a portata di click nel vero senso della parola. Non importa se ho un telefono, se ho un tablet, se ho uno smartphone, se ho un PC o un laptop. Basta che sia connesso alla rete wifi e riusciamo a vedere le nostre macchine in remoto.
tutte le apparecchiature sono pronte per essere connesse, non ho nessuna necessità di cablaggi, tutto è gestibile via wifi e nel momento in cui la macchina è connessa è immediatamente gestibile da remoto. Cosa significa questo? Significa che possiamo vedere da remoto il display delle apparecchiature che diventa interattivo. Cliccandoci sopra possiamo accedere a quella che è la carta d'identità della macchina, quindi quell'IP statico di cui il collega Boccola parlava prima per identificare in maniera univoca l'apparecchiatura, la lista di tutto quello che la macchina ha fatto o sta facendo, compresi anche i chili di biancheria che sono stati caricati all'interno del cestello e che la macchina sta trattando, sta lavando. In questa tipologia di schermata possiamo applicare vari filtri, per esempio dividere le informazioni per giorno alla settimana, posso andare indietro nel tempo fino al momento in cui la macchina è stata collaudata qui in grandi impianti e quindi ha visto la rete wifi per la prima volta, mettiamolo in questi termini. Quindi sempre tutto a portata di mano. Per quanto riguarda le statistiche, sono disponibili una vasta gamma di statistiche, anche in questo caso con dei filtri che permettono di gestire i giorni della settimana, le ore, i mesi, dividere per ciclo, fare interrogazioni di qualsiasi tipo per quanto riguarda le attività che la macchina ha eseguito. Do per scontato che il tutto ovviamente è scaricabile dalla piattaforma online per essere gestito all'interno di quel flusso aziendale sempre riportato da Marco Boccola e dai colleghi in precedenza. Non solo tabelle, non solo dati, è possibile gestire anche in forma visuale, quindi con dei grafici, cosa le apparecchiature hanno effettivamente fatto, sia dal punto di vista del carico dell'acqua, che del mantenimento della temperatura, per esempio, che della visualizzazione degli allarmi, che del giro della velocità, scusate, del cestello, per quanto riguarda le lavacentrifughe. Il tutto può essere ovviamente scaricato anche in locale, quindi direttamente con un file PowerPoint, scusate, con un file PDF da poter archiviare come reportistica qualora la macchina non dovesse o non potesse essere connessa all'impianto aziendale. Quindi in buona sostanza abbiamo entrambe le possibilità. Ecco, il filmato adesso è terminato. Io lascerei brevemente la parola a Giuseppe e Serena che si occupano del mercato Italia, che vi fanno una brevissima presentazione di quella che è la nostra offerta e di quella che è la nostra gestione ormai quotidiana delle richieste in merito alla 4.0. Buonasera a tutti e grazie per questa iniziativa interessante e grazie soprattutto alla Confartigianato che ci permette appunto di condividere dei contenuti di attualità importanti insomma, per l'economia e per il futuro delle aziende. Mi ricollego diciamo, alle esposizioni del dottor Boccola e del dottor Nicolini relativamente al fatto che serve sicuramente questo tipo di iniziative, sono fondamentali per diciamo, permettere agli operatori di un cambio di passo, diciamo, un approccio culturale nuovo nel futuro in virtù appunto dei finanziamenti che ci sono, delle opportunità fiscali, ma cambiare proprio il nostro atteggiamento a tutti i livelli per diciamo, avere una visione del futuro più chiara e una prospettiva insomma, di crescita. Il mio intervento sarà molto breve perché diciamo, sono già le 7:20, immagino che poi il dottor Nava dovrà chiudere e fare le conclusioni. Solo una precisazione per quanto riguarda la nostra gamma, quello che riguarda diciamo, la transizione ecologica, green, è stata da sempre la nostra filosofia sia a livello di organizzazione dell'azienda e sia sui prodotti. Quindi tutti i prodotti, le attrezzature da noi, le attrezzature lavaggio, asciugatura e stiro, sono ispirate a questi principi, quindi di risparmio energetico, come ha illustrato Gabriele poc'anzi, sistema di pesatura porto un esempio, ma anche la scelta di materiali e le soluzioni tecnologiche orientate appunto al risparmio di energia. Quello che riguarda invece la transizione 4.0, su questo tema abbiamo focalizzato l'attenzione delle nostre energie nel creare 2 linee di prodotti con un controllo evoluto, touchscreen, che nasce su una piattaforma Android e che permette quindi l'interconnessione e la gestione dei dati in remoto
sulla nostra piattaforma cloud che è denominata themind.cloud. Diciamo che la linea delle nostre attrezzature su questo versante prevede la linea di lavatrici da 8 a 60 kg nelle varie taglie di capacità, dalla piccola 8, 11, 14 diciamo, e per poi capacità più importanti, è in grado quindi di soddisfare il fabbisogno dalla piccola realtà, dal piccolo laboratorio alla realtà industriale più complessa e più articolata. Così vale per gli essiccatoi. Per quanto ci compete, la connessione che noi proponiamo sulla nostra piattaforma non prevede infrastrutture o accessori particolari da integrare all'apparecchiatura. Tutte le apparecchiature sono dotate di una connessione nativa Wi-Fi, quindi è sufficiente all'interno del locale, della struttura industriale o del piccolo laboratorio, che ci sia una predisposizione Wi-Fi e la macchina automaticamente viene connessa. Quello che noi chiediamo e proponiamo alla clientela per poter gestire appunto i dati ed è utile poi funzionale anche al perfezionamento della pratica in transizione 4.0, di sottoscrivere un contratto di connessione, quindi di mettere nero su bianco quali sono i termini che regolano il rapporto, e un canone annuo su base che varia in funzione della quantità delle macchine e che permette appunto di gestire e di avere un documento che attesta, che certifica in qualche modo la connessione della macchina, che permette appunto di attingere, di fruire di quei dati che ha esposto Gabriele poc'anzi. Altri aspetti, diciamo, adesso non voglio dilungarmi in altre cose, lascerei la parola alla collega Serena che diciamo espone quali sono le richieste che ci vengono portate diciamo quotidianamente in azienda e qual è l'aspetto pratico diciamo che regola la transizione 4.0 dal punto di vista grandi impianti. Grazie a tutti e una buona serata. Eccoci qua. Allora, brevissimamente sono Serena, faccio parte dell'Ufficio Commerciale Italia e vorrei soltanto confermare la disponibilità dell'azienda nei confronti, diciamo, della platea degli ascoltatori di oggi, di rispondere laddove è possibile a quelle che sono le richieste delle tinto-lavanderie sulla fattibilità di instaurare appunto una pratica che porti l'acquisto della tinto-lavanderia a usufruire di quelli che sono gli sgravi fiscali, insomma, previsti dalla transizione 4.0. Gestiamo oramai quasi quotidianamente questo tipo di trattative che nascono, diciamo, fin dall'offerta impostate verso la possibilità di usufruire di questa transizione, però ecco, diciamo sempre ai nostri richiedenti che non ci diciamo, non ci sostituiamo al consulente fiscale o al commercialista che deve per primo consigliarvi se l'acquisto che state facendo è correttamente orientato all'ottenimento dello sgravio fiscale. Possiamo fornire la documentazione attestante, diciamo, che le nostre macchine rispondono ai requisiti che prima sono stati illustrati e diciamo, oltre al discorso di abbonamento cloud che abbiamo citato velocemente poco fa, ci capita sempre più spesso di dotare la macchina, oltre che dell'abbonamento al nostro cloud, anche di un secondo servizio che è l'editor dei cicli, ovvero uno strumento sempre bidirezionale che consente di creare, modificare, trasferire o prelevare dalle macchine connessi quelli che sono i programmi di diagrammi di lavaggio piuttosto che diagrammi di asciugatura e quindi dimostrare anche attraverso questo strumento l'interconnessione completa del sistema delle nostre macchine verso, diciamo, il gestionale di ogni singola realtà della pulilavanderia. Noi siamo a disposizione per qualsiasi tipo di domanda pratica, insomma, a cui speriamo di riuscire a rispondere o per supportare
l'acquirente, insomma, verso un acquisto ponderato e portato a termine, insomma, con i presupposti legati a questa transizione. Grazie e ho finito. Ringrazio tutti. Credeteci che non potevamo essere più veloci di così. Grazie team di Grandi Impianti per la chiarezza, anche alle 19:30, senza, come dire, compatibilmente ai morsi della fame. Secondo il protocollo dovremmo naturalmente invitare le persone presenti, secondo il protocollo, a chi volesse a presentare delle domande, delle curiosità, richiedere delle informazioni supplementari. Io naturalmente da moderatore lo chiedo. Naturalmente dovreste scriverlo, dovreste prenotarvi in chat in modo che non si creino problemi di sovrapposizioni o altro. Non mi sembra di vedere nessuno che si stia prenotando. Io però intanto aspettiamo che qualcuno magari si prenoti, va bene, possibile sicuramente. Io volevo chiedere agli organizzatori, quindi a Confartigianato, se è possibile, naturalmente sul vostro sito è sempre possibile, ci saranno tutti i riferimenti possibili per contattarvi. Però se nel caso voleste scrivere il vostro account di posta dove raccogliere eventualmente delle informazioni, benissimo. C'è la signora Milena Romualdi che vuole fare una domanda al dottor Nicolini di Renzacci. Volentieri, grazie. Prego signora Milena. Buonasera, mi sentite? Buonasera a lei, la sentiamo benissimo. Perfetto. Io vorrei fare una domanda al dottor Nicolini e sapere se tutto quello che hai esposto fino ad ora, esposto prima, vale anche per le lavanderie a gettoni. Nel senso dell'industria 4.0 o nel senso dell'economia circolare? 4.0, sì. Allora, per quanto riguarda il discorso di usufruire dei sistemi che comunicano e che ricevono dati, vale a dire quindi del fatto se la macchina risponde alla transizione 4.0, sì, ovviamente. E per quanto riguarda diciamo il resto dell'economia circolare, certamente c'è un discorso fatto per quanto riguarda soprattutto il biolavaggio a secco, che chiaramente invece non riguarda la lavanderia self-service, no? Per ovvi motivi, insomma. Senta, volevo avere un'opportunità magari di poter parlare con lei in azienda o magari telefonicamente. No, certamente, questo chiaramente esula assolutamente sì, cioè, esula penso dal tema della giornata, insomma. Sì, assolutamente. Cioè, sì. Volentieri. Se magari insomma posso avere una sua mail, così ci confrontiamo magari al di fuori di volentieri. Renzacci@renzacci.it, molto semplice. Renzacci@renzacci.it. Ok, perfetto, grazie mille, Grazie anche a perché lei, sono le 19:33, capisco che è un pochino tardi. Ottimo. Naturalmente presumo, anzi ne sono assolutamente certo, che Confartigianato sia sempre a disposizione di informazioni supplementari, chiarimenti su questo tema e su altri temi. Naturalmente anche noi come Detergo siamo sempre a disposizione per quanto c'è possibile per tutto l'ambito della manutenzione tessile, che è appunto un arcipelago molto vasto.
Sono felicissimo della collaborazione che ormai è permanente tra Confartigianato e le altre organizzazioni e le altre associazioni con Detergo, e io francamente vi lascio alle vostre cene e vi saluto e ringrazio soprattutto Confartigianato e i nostri produttori. Mi unisco ai ringraziamenti da parte della Confederazione sia ai produttori che a tutti gli associati convenuti, ai colleghi che hanno collaborato con tanta gentilezza e preparazione all'ottima riuscita di questo webinar. Abbiamo avuto veramente un picco di collegamenti che si è mantenuto costante, quindi l'argomento è di grande interesse e ci impegniamo a portarlo avanti. Ho scritto nella chat l'indirizzo di posta moda@confartigianato.it. Invieremo a tutte le associazioni territoriali i contributi che abbiamo ricevuto, quindi tutti gli associati possono chiedere ai nostri colleghi del proprio territorio di riferimento l'invio delle slide e di tutto il materiale che abbiamo raccolto. Vi ringraziamo e restiamo a disposizione. Buona serata a tutti. Buona Buona serata. serata. Grazie, buona Grazie a tutti, buona serata. Arrivederci, grazie. Saluti a tutti. Buona serata a tutti, grazie per l'interessantissima convegno. Grazie di nuovo, a presto.